ruolo del gioiello in un mondo che cambia. Questo è il titolo che gli orafi della Confartigianato Imprese Veneto, in collaborazione con la Confartigianato di Padova, hanno voluto dare a questo seminario di incontro molto partecipato qui a Villa Ottoboni. Il tema non è più fare della formazione per capire come produrre i gioielli e che tipo di gioielli fare, ma si parla di un marketing a 360 gradi, si parla di internet, si parla di raggiungere i millennials, si parla di come far diventare il gioiello non più uno status symbol, cioè un prodotto da ostentare, ma come si può far diventare il gioiello un prodotto che fa una community, che diventa sociale, cioè una persona ci si deve riconoscere, e questo va studiato grazie anche al contributo di alcuni professori universitari che daranno delle indicazioni di dove sta andando il mercato e come le imprese, anche quelle piccole artigiane, devono attrezzarsi, perché sanno fare bene il loro mestiere, però devono anche imparare a venderlo bene nei mercati, non solo italiani ma mondiali. Un convegno importante perché non affrontano i temi di come lavorare, di come gestire il personale, ma parlano di marketing, di internazionalizzazione anche attraverso il digitale. Diciamo sempre che gli artigiani, e gli orafi in particolare, che hanno non solo la componente produttiva ma anche proprio la componente artistica per creare sempre qualcosa di nuovo, di essere in grado di soddisfare i bisogni e le mode, diciamo sempre che sono bravissimi a produrre ma sono scarsamente presenti sul mercato e molto spesso hanno un gap formativo rispetto a quello che è la commercializzazione. Credo che questo convegno apra un nuovo fronte, che è appunto quello di far conoscere i propri prodotti ed essere sul mercato anche non solo come produttori ma anche come soggetti che poi entrano nella commercializzazione del proprio prodotto. Poi approfondire il tema di dove sta andando la moda e capire cosa produrre anche in futuro, credo che questo sia basilare. Farlo in maniera scientifica con l'aiuto delle università, anche questo deve essere un approccio che sembra innovativo ma che deve diventare sempre di più una normalità. Il mondo è cambiato, è cambiato anche il ruolo del gioiello e il modo in cui la gente vive questo monile, che di fatto comunque ha mantenuto un aspetto simbolico molto forte, ma è caratterizzato oggi da diverse funzioni. Cambiando le funzioni, ovviamente cambiano anche l'aspetto intrinseco e materiale del gioiello stesso. Il mondo cambia, è cambiato, continuerà a cambiare, quanto gli orafi artigiani interagiscono con il cambiamento e quanto invece lo subiscono. Ecco, il convegno di oggi vuole essere un momento di riflessione durante il quale, partendo da delle certezze, quelle che non sono cambiate e che abbiamo e su cui possiamo contare, cerchiamo di capire quali possono essere delle azioni, delle strategie che possono aiutarci ad interagire meglio con il cambiamento, al fine di raggiungere sempre di più i nuovi consumatori, i millennials, che sono la prima generazione digitale, che continuano ad apprezzare il gioiello nel valore simbolico, ma necessitano anche di una strategia di comunicazione per essere avvicinati a questo mondo particolarmente emozionale, e noi che abbiamo tutte le caratteristiche per poter fornire questa comunicazione dobbiamo imparare a farlo. Infatti il problema non è tanto come fare i gioielli, che come diceva lei non posso certo insegnare agli orafi, e non è neanche un problema di come venderli, anzi il senso del secondo intervento sarà proprio questo, ovvero quale gioielli fare, perché una volta che ho fatto il gioiello giusto il problema di venderlo non si pone più, perché sarà il mercato a desiderarlo. Quindi la vera sfida è riuscire a entrare in sintonia con un consumatore che comunica ed è raggiungibile attraverso degli strumenti che sono totalmente estranei alla mia generazione e alle generazioni precedenti. Noi siamo stati abituati a considerare l'acquisto e il lusso come qualcosa da ostentare, senza dare un giudizio di valore al procedimento. Oggi non è più così, oggi quello che si cerca è il riconoscimento dei nostri pari, ovvero un essere in qualche modo accolti in una comunità che valuta positivamente uno stile specifico e che talvolta non è in grado di decifrare invece gli stili che appartengono ai gruppi differenti. Siamo un po' tante piccole tribù metropolitane e la vera sfida è quella di riuscire a entrare in queste piccole tribù e dare qualcosa che per loro abbia valore. Raggiunto questo obiettivo, vendere non sarà più un problema. Diciamo che la nuova frontiera ormai da 10 anni, 15 anni a questa parte è digitale. Dobbiamo far comprendere agli artigiani e medie imprese che
devono in tutti i modi avvicinarsi a questo settore in virtù del fatto che l'evoluzione anche tecnologica va avanti, la comunicazione è totalmente cambiata nel mondo della gioielleria, per cui c'è un gran bisogno di potersi avvicinare a questo canale digitale per esporre chiaramente le proprie collezioni e i propri lavori e farli vedere chiaramente a livello internazionale in tutto il mondo. Quindi la comunicazione diventa fondamentale sul canale digitale. Ma la gente è disposta a spendere anche tanti soldi comprando online? Senza dubbio, io vengo da una realtà, una delle realtà più importanti nel mondo dell'uso e della gioielleria, ho creato reparti di gioielli da Luisa via Roma e le posso dire tranquillamente che ormai la nuova clientela, fra cui i nuovi millennials, acquistano tantissimo sul digitale, anche gioielli molto importanti, molto costosi, in virtù del fatto che proprio c'è anche una fiducia da parte dell'azienda e un nuovo modo chiaramente di fare shopping. Professore, il suo ruolo qui in un convegno di orafi sembra un po' fuori luogo, ma in realtà lo gioiello ha attraversato i tempi, perché quando si vanno a vedere i musei di archeologia di tutto il mondo, quello che si è trovato sono sempre gioielli. Quindi i cambiamenti della società hanno anche dei passaggi in questa opera che è sempre stata dell'uomo. Sì, certo, il tema del convegno di oggi è il gioiello in un mondo che cambia. Il mondo ha continuato a cambiare anche nel passato, dalla preistoria ad oggi abbiamo avuto un continuo seguirsi di cambiamenti e trasformazioni. Mi è stato chiesto di raccontare alcune di queste situazioni, per cui parleremo di come il gioiello ha mutato non solo la forma ma anche la funzione a partire dai momenti più antichi dell'evoluzione umana, quindi addirittura da centinaia di migliaia di anni fa, fino a giungere a situazioni storiche molto più recenti, con l'idea che quanto è successo in passato possa essere utile almeno per fare alcune riflessioni su quello che accade oggi. Lei come la vede? Nel senso che è la tecnologia che sta cambiando, è la società che sta cambiando, sono le nuove generazioni che affrontano il gioiello in maniera diversa, o invece è chi fa i gioielli che in qualche modo può anche incidere sul loro utilizzo? Ma si tratta sempre di networks, cioè di processi interattivi fra attori diversi. La società cambia perché cambia l'economia. L'economia richiede delle figure sociali differenti. Nel frattempo noi stiamo vivendo una delle più drammatiche trasformazioni del nostro modo di essere e di produrre, che è quella dell'era digitale. Per cui senza dubbio è la tecnologia di adesso che ci porta anche su terreni inesplorati. Le riflessioni che faremo serviranno anche per poter affrontare alcune di queste trasformazioni, almeno spero, in modo più cosciente e più maturo.